Prende la linea. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti con Hildegard e Marietta Veneziano nel diario del Marietta Veneziano. Sono le ore 9:02 del 2020, pianeta Terra, a voi Hilde. 2020 di quale giorno? Domenica, oggi che giorno è, scusa? Beh, oggi è domenica 5 luglio 2020, come detto. 5 luglio, il 5 luglio, bellissimo giorno. Bellissimo giorno perché siamo qui con Ilda che oggi ci parlerà niente poco di meno che quelli nati di domenica. Esatto, abbiamo cominciato appunto questa carrellata, oggi è domenica e vediamo i nati di domenica. So che qualcuno lo aspettava questo giorno. Sì, lo aspettava, però scusa Ilde, parliamo un po' anche prima, perché visto che questo video lo vedranno almeno 300 persone, magari molte sono anche nuove, no? E non conoscono, non conoscono molto di noi, no? Cioè, nel senso, cosa possiamo dare gratis, ad esempio gli ebook, i nostri incontri, insomma, dobbiamo farci sapere perché c'è tanta gente che mi contatta in privato e mi dice, caspita, la prima volta che mi incontro non vi lascio più destra e sinistra, sì, dove posso scaricare questo ebook e via dicendo. Quindi puoi dire un po' cosa facciamo noi in generale, così che tranquillizziamo le persone? Va bene, allora, in generale, intanto buongiorno Cristina. Ciao allora, Cristina, grazie di esserti unita nel diario del Marietta Veneziano e di Sì, in generale, a parte che possono sempre attingere dal sito ilcapitano.intervista.org, dove trovano veramente molto materiale gratuito, dispense di radionica, ma anche dispense di esoterismo in alcune sezioni, se cercano bene dentro il sito, dunque troveranno sicuramente molto materiale utile, anche qualche piccolo rituale buono per tutte le stagioni. Poi abbiamo anche altre finestre di tempo che dedichiamo sempre gratuitamente alle persone, questo avviene appunto con le dirette, dunque condividiamo alcune piccole pillole. Buongiorno Sara. Ciao Sara, grazie di esserti unita al diario del Marietto, lo sottolineo perché il diario Marietto, un po' di pubblicità, tanto per scusa, io so che hai pochissimo tempo da dedicarci, andiamo avanti. Bene, allora figurati, non ci mancherebbe. Allora, dicevo appunto che abbiamo molte finestre di tempo che dedichiamo gratuitamente a tutti. Brava Sara che ha messo i cuori gialli, in tema col sole, brava, bravissima. Allora, sempre super attenta Sara, brava. Allora, devo dire tra l'altro, spendo un'altra piccola parola per Sara, è un'ottima, ottima allieva, diventerà una brava maestra anche lei. Allora, dicevo sono geloso, però fa niente, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, dicevamo appunto che abbiamo molti spazi che dedichiamo, a parte 2 canali YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano, il canale YouTube di Hildegard, a cui si aggiungerà presto un terzo canale dove convoglieremo appunto gli sforzi congiunti insieme a partire da settembre, dunque sono tanti gli spazi dove ci doniamo gratuitamente, da cui potete attingere, sempre tutto libero, tutto gratuito. Abbiamo anche i gruppi di Facebook, i casti sacerdotali e magie sibille tarocchi radiestesia, attraverso i quali comunque ci confrontiamo o continuiamo a mantenere un contatto con voi. Esiste il gruppo del lunedì sera su Telegram, che è un'app gratuita, molti magari non lo conoscono Telegram, conoscono WhatsApp, ma Telegram è simile ed è gratuito, basta scaricarlo e attraverso il link in descrizione potete aggiungervi a questo gruppo appunto che si chiama I Magi Cerceri Bertoldini, dove ci troviamo ogni lunedì dalle 20:30 alle 21:30. Anche qua, in questa occasione, rispondiamo e spieghiamo sempre gratuitamente su materie di esoterismo. Dunque, come ho detto, gli spazi non mancano. Inoltre dedichiamo
parte il Marietto tutte le mattine con le sue dirette sul diario Facebook, sul suo diario Facebook, condividiamo anche dei momenti serali e un giorno pomeridiano il sabato con le dirette gratuite per rispondere alle vostre domande con Sibille e Pendolino. Dunque non manca il modo di stare in contatto con noi, offriamo veramente tanti servizi, altri sono comunque a pagamento, giustamente perché sono situazioni mirate che vanno valutate caso per caso e appunto anche risposte che possiamo dare in approfondimento durante i consulti, che sono ovviamente consulti su appuntamento. Dunque in questo caso durante i consulti possiamo fare veramente molte cose, molti approfondimenti, rispondere a tante domande e studiare o pianificare un percorso oppure trovare soluzioni. Dunque diciamo, o anche solo limitarci a dare suggerimenti in base a ciò che rileviamo durante la consultazione. Bene, direi di aver espresso parecchie cose, poi loro sapranno anche che oltre ai consulti noi ci occupiamo attivamente di pulizie radiestesiche attraverso cui ripristiniamo un equilibrio vibrazionale. Offriamo anche servizi sempre a pagamento ovviamente di sigilli salomonici, i ciondoli di difesa e protezione a cui poi... Ricordati di dire che però i ciondoli hanno una tempistica di produzione piuttosto lunga. Sì, perché il ciondolo viene lavorato radiestesicamente dunque, e radionicamente, dunque i tempi di impregnazione sono completamente diversi, sono basati sulle onde di forma, dunque è certamente necessario perché avvenga un'impregnazione ideale lavorarci a lungo. Dunque un ciondolo può richiedere anche un paio di mesi dal momento in cui lo ordinate al momento in cui lo ricevete. Questo però il ciondolo non conosce limiti di programmazione, nel senso che qualsiasi obiettivo vi poniate corrisponde certamente a una scia vibratoria che può essere identificata e associata al ciondolo per il raggiungimento appunto dei vostri obiettivi. Dunque tutti gli obiettivi che dovrete inserire aggiuntivamente alle funzioni di protezione con cui già è programmato il ciondolo sono tranquillamente raggiungibili a oltranza, nel senso non c'è un limite. Detto questo, Marietta, insomma, credo di aver già spiegato un po'. Sei stata molto gentile perché quando vedo un nostro video, magari è la prima volta che ci incontrano, no? E appunto sono incuriositi, è chiaro, poi quindi ho pensato, facciamolo dire a Hilde ogni tanto un remember per i nuovi, perché insomma ci vedono 200-300 persone al giorno. Fermo restando che già attraverso tutte le risorse gratuite, se si impegnano, possono ottenere dei buoni risultati. Chiaro, però restiamo a disposizione anche per un ulteriore step che è sicuramente più approfondito di quello che comunque già è abbastanza importante tra le risorse gratuite. Bene, detto questo parliamo dei nati di domenica, che sicuramente stavano aspettando questo. Hilde, sarebbe quasi ora. Andiamo avanti. Allora, dunque, i nati di domenica godono degli influssi super benevoli del Sole. Dico super benevoli perché sebbene i pianeti definiti e più associati alla fortuna siano Giove e Venere, fortuna major, fortuna minor, anche il Sole non scherza, perché è il dominatore planetario delle grandi realizzazioni, anche delle imprese economiche, è associato alla ricchezza, è associato alla crescita professionale, ai successi, agli onori, dunque porta con sé matrici veramente di realizzazione. Infatti la stessa matrice di realizzazione che è identificabile su un piano materiale è altresì leggibile su un piano spirituale, dunque anche il Sole
non per niente si parla di corpo solare, corpo lunare, riferendosi al corpo delle emozioni per quanto riguarda il corpo lunare e al progresso e al corpo spirituale per quanto riguarda il corpo solare. Dunque, e qui entriamo anche in aperture, diciamo così, verso l'alchimia, ma non è questa la sede oggi, però appunto il sole si fa guida anche spirituale. A questo punto abbiamo un grandissimo ventaglio di opportunità, lavorando con le forze del sole e chiaramente parlando anche delle persone nate di domenica o con influssi solari molto forti. Dunque il mese di luglio, perché anticamente era associato alla costellazione Leone, Leone associato al sole. Dunque diciamo che comunque i nati di domenica portano con sé tutti gli influssi solari in pieno. Cosa significa questo? Sono persone molto ottimiste, raramente scivolano in momenti di dietrologia o si oscurano, sono persone che hanno così una visione ottimistica della vita, positiva. Questo a volte può farli sembrare impermeabili alle critiche o alle opinioni altrui. In realtà devo dire che questi nati solo apparentemente non raccolgono o non danno soddisfazione, ma poi possono anche invece interiorizzare e pensare a lungo su quello che gli è stato detto. Dunque è soltanto un impatto quello che hanno di essere orgogliosi e superbi. In realtà sono persone estremamente buone, generose, disponibili verso gli altri, amano dire sempre la verità anche caricando un po' la mano, perché in fondo, giustamente perché c'è una vena di orgoglio innato in queste persone, amano stare al centro dell'attenzione. Dunque sono comunque persone molto positive, come ho detto, e non mancheranno di sostenere e aiutare le persone più deboli. Questo è un aspetto estremamente nobile e del resto il Sole è uno degli astri, diciamo così, dei dominatori planetari, sebbene non sia un pianeta ma un astro, più nobili del nostro cielo. Dunque a lui è associata la regalità e comunque l'azione nell'ambito delle finanze. Dunque veniamo ai suggerimenti. Come applicare le forze solari? Chiaramente operando di domenica, perché è un giorno associato proprio al Sole, oppure ricercando le ore planetarie del Sole, ma dove non ci fossero questi influssi astrali già di partenza, possiamo comunque richiamare le forze solari attraverso l'uso del colore giallo, per esempio, del dorato, del metallo oro che è associato al Sole. Cosa dire di questo però? Come tutti i dominatori, anche il Sole rischia o ha un aspetto oscuro, dunque un lato di eccesso. E infatti quando il Sole entra in eccesso abbiamo problemi legati all'orgoglio oppure agli squilibri legati alla materialità o alla spiritualità. Dunque diciamo che anche in questo caso, come tutte le cose, è giusto un buon discernimento e un equilibrio, e questo è importante. Allora, come propiziarsi dunque delle cose positive? Beh, il giallo infonde una carica energetica vitale importante, diversa dalla carica energetica vitale del rosso, che è collegata alla circolazione sanguigna, al sangue in sé, dunque al rinnovo cellulare. Il giallo invece proprio un'apertura spirituale, una spensieratezza, riapre a canali di creatività e dunque nel momento in cui ci sentiamo magari un po' in penuria di idee o di energie, il giallo, questo bel giallo vivo, ci dà una bella carica e agisce su di noi in modo molto positivo. Bene.
Detto questo, Marietto, cosa hai da dire tu? Ma io ho da dire che oggi è una bellissima giornata, come si vede dietro le mie spalle c'è un sole appunto perché è di domenica che ci regala tantissime energie, sto prendendo tutte le energie che posso proprio perché segui i tuoi consigli e chiaramente quando si seguono i consigli di Hildegarda e del Marietto Veneziano si va quasi sempre a bersaglio, giusto Hilde? Eh beh, dai, se fanno le cose ben fatte con testa e ascoltando i consigli, certo, sì, direi E proprio di sì. poi, guarda un po', ci ha Ciao anche Tiziana, salutato la buongiorno. Tiziana che Ciao è sempre molto Agata, gentile buongiorno. Sì, e non sì, si perde mai una nostra live, sempre presente. Bene, beh, io dico che siamo veramente fortunati di poter avere la Hilde che ci dà sempre le dritte e in futuro poi faremo anche altre cose, altre sorpresine, sempre nel mio assolutamente sì. diario con la Hilde, perché alla gente piace la Hilde, piace cosa dice, cosa racconta, cosa insegna e quindi evolveremo anche dopo i giorni della settimana, giusto Hilde? Faremo Sì, certo, qualcosina a faremo, sorpresa. sì, sì, stupiremo con effetti speciali. Lo supereremo come effetti speciali e niente. Io penso che so che sei presa questa mattina, che devi anche in un certo senso andare a festeggiare, insomma, fare qualcosina, quindi non ti teniamo di più perché sappiamo che, ormai l'ho detto, sappiamo che sei Infatti. impegnata, quindi non possiamo tenerti di più, grazie. Beh, ricordiamo i tuoi appuntamenti allora prima di andare via, perché Buongiorno Angela. Sì, certo, appunto, adesso ci troviamo domani sul gruppo Telegram I Magici Arcieri Bertoldini alle 20:30, dunque vi aspettiamo tutti perché il gruppo è sempre aperto, potete raggiungerci in qualsiasi momento ed è gratuito, dunque se vi fa piacere appunto gli argomenti di radiestesia radionica, magia, cabala, noi siamo lì a vostra disposizione tutti i lunedì sera e subito dopo alle 21:30 sul mio canale YouTube che si chiama Hildegarda ci sarà la diretta durante la quale rispondo con le sibille a una vostra domanda in modo gratuito, dunque non perdetevi questa opportunità. Tra l'altro, spesso ho molte domande in coda, dunque siate tempestivi e arrivate presto perché Ilde, è mezz'ora, spiega, 40 minuti al Ilde, massimo. scusa, qui vorrei ricordare anche le persone che quando fanno le domande le Sì, devono fare decenti, prima di tutto perché umiliano il canale, cioè quando uno arriva e pensa di essere dentro in un gruppo social dove la spari così e Ariete dell'80, a me quelle cose lì mi sembra un po', non delle porcherie, perché non voglio dirlo, però mi sembrano quasi delle domande che ci prendono come dei barlafus. Un'umiliazione, no, traducilo. non lo dico, però anche nei confronti degli altri che fanno delle domande precise, mirate, che danno un senso, che ci lasciano una scia energetica, arriva certa gente che ci offende. Allora, a quelle persone lì gli dico andate nei social, non venite dal Marietto, perché purtroppo la fate nel mio, no? Non venite dal Marietto, andate dalla Ilde, no, ma neanche dalla Ilde, va. Cioè andate dagli altri, perché non si possono fare delle domande da social di quinto livello, cioè, capisci? Sei No, d'accordo? quinto livello sembra una cosa bella, ricordati che c'è il quinto piano, diciamo di Sì, intimo sì, ordine. insomma, insomma, Intimo ordine. ma Allora, sì, noi no, insegniamo sempre come sia importante, perché siamo comunque anche, diciamo, operatori medio esperti, non ci vantiamo, medio esperti di radionica e radiestesia, è importantissima la scia energetica, ma anche operatori di ritualistica o comunque sono necessarie le scie energetiche. Un Ariete 80, tanto per fare un esempio, non ci dice niente di quella persona. Come possiamo rispondervi in modo minimo serio senza assumere subito la sfumatura dei cialtroni? È chiaro che
non è giusto né per noi, ma neanche nei confronti delle altre persone che invece si espongono mettendo il nome, la data, una domanda. Certo, è un rispetto, perché se uno non si vuole esporre, bravo, perché se uno non vuole esporre, o va non viene a disturbare anche gli altri. Una consulenza, così nessuno sente le sue domande, le sue cose, e noi invece di una risposta sola ne diamo tutte quelle che stanno nell'arco di 45 minuti. Dunque non c'è problema, ma vengano comunque con rispetto nei confronti degli altri, esatto, perché mi sembrava quasi, cioè io non voglio dirlo, no? Ma mi sembrava quasi capite? Cioè ci sono tanti santoni come quelli che non mi lascio qui perché ci sei te, poi magari non siamo nell'ora protetta e non posso dire certe cose, però voglio dire, dopo che non ci sei te mi sfogherò nella live dopo. Bene. Sì, no, perché sai, non siamo nell'ora protetta, ma ci sono certe gente in giro che non mica capito che qui la cosa è seria, giusto? Certo. No, va bene, era solo questo. Sì, diciamo che è importante che appunto formulino una domanda corretta con una giusta scenergetica, perché noi non ci possiamo agganciare a Babbo Natale quando facciamo le risposte, cioè altrimenti chissà di chi prendiamo le scie. Va bene. Guarda che anche la Sara, che è quasi sempre partecipe, anche lei guarda cosa ha scritto. Cioè, vedi, cioè, è una sensazione che non ho avuto solo io e tu, anche altri che hanno seguito. Quindi chi vuol venire a fare domande chiaramente gratuite, almeno abbia la decenza e la compiacenza di fare cose come fanno tutti gli altri e non venirli a far perdere tempo a noi e a quelli prima di lui e dopo di lui che fanno le domande. Certo. Ecco, tutto qui volevo dire. Scusa Hilda se ho preso questa palla al balzo. Non ci mancherebbe, io sono nel tuo diario, vorrei ricordarti. Dunque Vabbè, va. Vabbè, va. Ok, Sì, Antonia fa un'osservazione giusta, è vero, le persone possono dare solo ciò che sono, è così. Sì, questo è vero anche. Sì, certo. Cioè diciamo, possono dare fino a ciò che sono in giù, perciò nel mezzo ci sta anche di tutto, però sicuramente. Va bene, era solo una precisazione perché per quelli insomma che non ci conoscono ancora, che verranno, ecco, la cosa è che mi dà fastidio che rispettino sia noi che quelli che ci seguono da tanto tempo, ecco. Poi approfittiamo perché, come hai detto giustamente tu, molte persone ci vedranno per la prima volta, potrà succedere che arrivi qualcuno appunto nuovo, dunque ricordiamo soprattutto che è vero che noi mettiamo i nostri numeri, i nostri contatti, ma in privato non dovete contattarci solo per consulti a pagamento, perché le finestre di tempo per contattarci gratuitamente sono tante, le ho menzionate all'inizio di questa diretta, dunque sfruttate quelle in privato, noi abbiamo tempo da dedicare alle persone che hanno veramente bisogno e che vogliono appunto gli approfondimenti. Dunque, impegnarsi, impegnarsi, perché la gente si impegna solo quando mette mano al portafoglio, altrimenti fa perdere tempo. Il Marietto che ha 56 anni di esperienza conferma quello che diceva Gurdjieff, che è venuto 100 anni prima del Marietto, no, diceva la stessa cosa che dico io, un copia e incolla. Cioè, se le persone non si mette mano al borsellino, pensano che la cosa non abbia valore. Quindi è vero che io ho donato più di 1,5 milioni di circuiti radionici, ma perché sta arrivando la guerra e allora ho avuto questo compito, però anche noi dobbiamo giusto vivere, giusto? Certo. Quindi non abbiamo tempo da perdere. Sai i messaggi in PVT che ricevo di gente che ha sogni, che ha visto questo, quest'altro, ma possono andarlo a dire in centinaia di migliaia di gruppi che ci sono, tutti questi santoni che
lavorano gratis, che poi vogliono soggiogare le persone, attaccare le loro agricole. Ma dal Marietto Veneziano e da Hildegard hanno Questo sbagliato non niente. succede. Tra l'altro, attenzione, perché ci sono quei guru che vi danno questo e quest'altro e vi infilano una bellissima suppostina che No, neanche questa, avete la immaginato. battuta, no, la Ti ho battuta rubato è la mia. battuta. No, Ho imparato da uno bravo. questa battuta c'è il copyright, no, questa battuta non ti permetto di dire perché è mia. Effettivamente, Però, eh, però il concetto è semplice. Noi vi chiediamo 20 euro e basta, perché questo è il nostro compenso, il compenso del tempo, né dei risultati, noi ci interessa solo quello. E non avete ripercussioni, staccato con noi, arrivederci. Ma esatto. esatto, e questi invece fate attenzione, attenti, attenti. Perché ogni giorno ne sentiamo di tutti i colori, gente che vuole scappare da questi guru che all'inizio sembrano santoni che fanno le cose gratis, poi vi mandano a comprare le scarpe, poi vi mandano di qua, poi vi mandano di là, poi vi mandano vi mandano dappertutto, spendete un sacco di tempo, spendete un sacco di soldi e alla fine non sapete più come scappare. Ogni santo giorno il Degare, ma soprattutto Marietto Veneziano, ne sente di tutti i colori. Va Altro bene, che... adesso Va bene. Va bene, no, è per quelli... Sì, è meglio che facciano in diretta perché dopo se hanno il coraggio di seguirmi ne sentiranno di tutti i colori. No, perché ogni tanto mi tolgo un sasso. Ogni tanto mi tolgo un sasso dalla scarpa, no? Non per altro, ma per quei poveracci che cadranno nelle mani di questi guru qui, capisci? Questi guru qui da social, che poi la suppostina, poi le scarpe, ne sentite. Boh, Hilde, dai, so che devi andare. Sì, purtroppo. Mi aspettano per la live a piede libero. Va bene. No? Piede libero, quindi mi aspetto per la live piede libero così mi scateno. Va bene Hilde, grazie di essere venuti. Salutiamo grazie a te di avermi ospitato e salutiamo tutti, non solo i nati di domenica, ma tutti. Sì, salutiamo tutti, salutiamo anche i guru che fanno disastri, salutiamo tutti. Leggi un po' cosa dice l'Antonia al finale, perché non... Comunque sarebbe bene capire che un buon operatore deve farsi pagare perché deve chiudere il cerchio in modo sano. Se rispetta se stesso dando valore al suo tempo, dà valore anche al cliente. Certo, assolutamente. Sì, così. Grazie. Bene, ok, salutiamo tutti. Allora, salutiamo tutti di questo sfogo che abbiamo dovuto fare proprio per visitare quelle 200-300 persone che vedranno questo video oggi, così sanno che se ci raggiungeranno nelle nostre finestre gratuite devono avere rispetto prima di loro stessi, poi di chi segue noi e poi di noi. Okay? Certo. Benissimo. Buon proseguimento a tutti, un'ottima domenica. Grazie, a presto, ciao. a domani.